A tutti voi ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo parlando delle comunicazioni del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che questa mattina in conferenza stampa a Trieste ha annunciato quali saranno le misure messe in atto attraverso un'ordinanza in Friuli Venezia Giulia per frenare i contagi. Intanto, a partire già da venerdì, la provincia di Udine e la provincia di Gorizia, quella dove i contagi corrono di più, saranno in zona arancione. Resteranno in zona gialla la provincia di Trieste e quella di Pordenone, dove i dati relativi ai contagi sono meno preoccupanti. E poi l'altra notizia attesa è quella che riguarda la scuola. A partire da lunedì prossimo, didattica a distanza per gli studenti delle medie, delle superiori e dell'università. Garantita invece la didattica in presenza, si andrà a scuola regolarmente, insomma, per quanto riguarda le primarie, le scuole elementari. Dunque misure che entreranno in vigore per quanto riguarda i colori già a partire da venerdì, questo per limitare, laddove ovviamente ci saranno le zone arancioni, quindi in provincia di Udine e in provincia di Pordenone, per limitare gli spostamenti. Ricordiamo che in zona arancione non si può uscire dal comune di residenza. Per quanto riguarda la scuola invece misure, quindi didattica a distanza a partire da lunedì. Non ci saranno nei fine settimana, ha detto il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, zone arancioni estese a tutta la regione, questo per non generare confusione nei cittadini. Abbiamo cercato di mettere in campo misure che fossero il più chiare possibili. Non escludo la zona rossa, ha anche detto il Presidente della Regione Fedriga, ricordando appunto come nell'ultima settimana i contagi siano aumentati quasi del 60% in Friuli Venezia Giulia. Il Presidente Fedriga quindi ha detto che proprio in base ai dati dei contagi e tenendo conto anche delle fasce d'età, il contagio è prevalente nella fascia d'età 11-13 anni. Sulla base proprio dei dati si è deciso quali misure mettere in atto. Mi prendo la responsabilità di fare scelte difficili, ha detto il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, di far pagare un ulteriore prezzo a chi ha già pagato un conto già molto salato in questa regione, ma il Friuli Venezia Giulia, ha anche sottolineato il Presidente Fedriga, non farà ulteriori sforzi. Il prossimo sforzo deve essere quello del governo, deve essere quello delle aziende farmaceutiche, perché ci sia un'adeguata fornitura di vaccini. I vaccini sono fondamentali, è stato ricordato peraltro durante la conferenza stampa come si siano ridotti in maniera drastica i contagi tra il personale sanitario e tra gli over 80. Questo proprio a dimostrazione dell'efficacia dei vaccini che sono appunto stati somministrati in questa fascia d'età. 86.000 cittadini, ha ricordato il vicepresidente della regione con delega alla sanità Riccardo Riccardi, hanno ricevuto la prima dose del vaccino. 36.000 sono le persone che hanno ricevuto prima dose e anche richiamo e dunque hanno concluso il ciclo vaccinale. Sempre sul tema dei vaccini, il Presidente della Regione Fedriga ha ricordato il confronto con AstraZeneca. Ci sono delle novità rispetto a quanto sapevamo fino ad ora. Una di queste riguarda l'efficacia. Ebbene, il vaccino risulta efficace già al 76% dopo l'inoculazione di una sola dose di vaccino. Con la seconda dose, che per quanto riguarda AstraZeneca
avviene alla 12ª settimana, l'efficacia sale all'82%. Altra novità riguarda la fascia d'età. AstraZeneca sarebbe efficace anche sugli over 80 e l'inoculazione del siero di AstraZeneca nella popolazione anziana, ha detto Fedriga, avrebbe consentito di ridurre l'ospedalizzazione del 95%. A questo punto, ha aggiunto Fedriga, mi auguro che il governo cambi la strategia vaccinale. E poi fondamentale, ha aggiunto, che siano ampliate le professionalità abilitate, autorizzate a somministrare il vaccino. Penso che la strategia inglese, che all'inizio è stata criticata da tutti, sia la strategia corretta, quindi vaccinazioni di massa. È fondamentale che tutta l'Europa, Italia compresa, recuperi il ritardo che ha accumulato sul fronte appunto dei vaccini. L'assessore Alessia Rosolén, soffermandosi in particolare sul provvedimento che riguarda la scuola, ricordiamolo ancora una volta, didattica a distanza a partire da lunedì e per 2 settimane per scuole medie, scuole superiori e università. Si continuerà ad andare regolarmente a scuola alle elementari. L'assessore Rosolén ha sottolineato come il quadro tracciato durante la conferenza stampa e i dati che sono stati sottolineati spieghino da soli le motivazioni della scelta appunto di procedere con la chiusura delle scuole. Ha detto l'assessore Rosolén, si tratta di una decisione pesante anche per chi la prende. L'assessore Rosolén ha poi sottolineato come nelle regioni in cui le scuole sono ripartite prima sono le stesse regioni dove l'aumento di contagi si è registrato prima. Il Friuli Venezia Giulia registra un ritardo in questa impennata dei contagi rispetto ad altri territori perché, ha detto Rosolén, le scuole sono ricominciate dopo e quindi esiste una contingenza tra i dati sui contagi e l'apertura delle scuole. Ha citato il caso l'assessore Rosolén di Abruzzo, Trentino, Alto Adige, Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Campania. E poi l'assessore Rosolén ha comunque sottolineato che continuerà ad essere inserita nell'ordinanza la deroga per bambini e ragazzi con disabilità, con bisogni educativi speciali. Una deroga sarà prevista anche per i ragazzi delle medie che non dovessero essere in possesso degli strumenti informatici necessari appunto per la didattica a distanza, dunque per poter seguire le lezioni da casa. Il monitoraggio proprio relativo alla presenza di dispositivi nelle famiglie sulla secondaria di primo grado, dunque sulle scuole medie, si era fermato, ma in questi giorni procederemo con questa ulteriore verifica. Il presidente della Regione ha poi ricordato che venerdì in giunta si procederà con l'approvazione dei ristori regionali, con un'attenzione particolare, ha detto Fedriga, per quanto riguarda le attività che saranno limitate nelle aree arancioni, dunque principalmente bar e ristoranti. Ricordiamo dunque in chiusura di questo approfondimento sui contenuti della ordinanza di Fedriga, a partire da venerdì provincia di Udine e provincia di Gorizia in zona arancione, invece rimangono in zona gialla provincia di Trieste e provincia di Pordenone. Da lunedì prossimo didattica a distanza per le medie, per le superiori e l'università. Proseguiamo con le altre notizie, con la cronaca. Gestiva un vero e proprio bazar della droga nella propria abitazione. Le Fiamme Gialle di Udine hanno tratto in arresto un ragazzo di 22 anni trovato in casa con 44 grammi di eroina, 75 grammi di marijuana, 12 grammi e mezzo di hashish e ancora semi e polline di marijuana, boccette compresse di metadone e farmaci. L'attività è stata condotta dai Bassi
caschi verdi della Compagnia di San Giorgio di Nogaro con l'ausilio di un'unità cinofila. Le indagini sono partite da alcuni sequestri di piccole quantità nei confronti di diversi giovani assuntori della Bassa Friulana. Da qui i finanzieri sono riusciti a ricostruire la filiera della droga, individuando quello che poi è risultato essere il comune fornitore. La successiva perquisizione condotta nell'abitazione del pusher, una persona già nota alle forze dell'ordine, ha reso possibile rinvenire anche 2 bilancini di precisione. Altro materiale poi utilizzato per confezionare le dosi da vendere. La persona arrestata riforniva ai clienti tramite l'utilizzo di un contenitore che, legato ad una corda, veniva calato dalla finestra dell'abitazione per raccogliere poi il pagamento in denaro e al contempo consegnare la sostanza stupefacente. Dopo l'arresto il 22enne è stato condotto nella casa circondariale di Udine. Ladri alla ricerca di contanti hanno forzato la saracinesca di un'edicola udinese. È successo questa mattina alle 6:30. La proprietaria di una rivendita di giornali in via dell'Agricoltura a Cussignacco si è accorta di quanto accaduto nel corso della donna. Ha chiamato il 112 perché appunto aveva notato la forzatura della saracinesca. A quanto pare però i ladri non avrebbero rubato nulla. Infortunio sul lavoro a Trieste, nella zona di via Tivarnella. È accaduto ieri. Un operaio è caduto da una scala mentre stava cercando di riparare una saracinesca. Ha riportato diverse lesioni. È stato trasportato in ospedale con l'ambulanza. Fiamme in un garage condominiale di una palazzina residenziale di Gorizia. L'incendio si è verificato poco prima di mezzanotte in via Carso. Sono andati distrutti 2 vetture e uno scooter. Le fiamme sono state domate intorno alle 3. Non è stato necessario evacuare la palazzina. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato. E ancora un migrante proveniente verosimilmente dalla rotta balcanica è stato rintracciato ieri pomeriggio dai carabinieri di Udine in prossimità dell'ex caserma Cavarzerani. Si era presentato da solo al centro d'accoglienza per chiedere asilo politico. Si tratta di un cittadino pakistano maggiorenne che è stato avviato al triage e alla quarantena fiduciaria. È stato affidato alla cooperativa che gestisce l'ex caserma militare di via Cividale. E prima di chiudere ancora una notizia: mascherine di Arcuri non a norma, sequestri in tutte le strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia, nel mirino delle Fiamme Gialle di Gorizia. 9 tipi di dispositivi di protezione individuale risultati non conformi agli standard previsti per la classificazione che riportavano. Termina qui questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Tra pochissimo l'appuntamento in diretta con A voi la linea. Arrivederci.